benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di San Gregorio da Sassola, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. San Gregorio da Sassola si trova a 420 metri sul livello del mare e conta circa 1500 abitanti. In questo momento ci troviamo all'interno del bellissimo castello Brancaccio e da qui inizieremo il nostro itinerario. A voi San Gregorio da Sassola! Siamo all'incontro con il primo cittadino, Giovanni Colagrossi Loreto. Allora, ci presenti il comune di San Gregorio da Sassola? Sì, buongiorno innanzitutto a voi e grazie per essere qui. San Gregorio da Sassola è un piccolo paese in provincia di Roma, confiniamo col comune di Roma, noi siamo 1500 abitanti, 420 metri d'altezza, abbiamo un'estensione territoriale di 35 km quadrati. San Gregorio da Sassola, essendo un piccolo paese, ha una peculiarità abbastanza rara. Noi abbiamo due borghi storici, quindi il borgo medievale, sottostante il castello, e il borgo sopra, Borgo Pio, cosiddetto perché costruito da Cardinal Pio di Savoia nel 1600, con la relativa piazza Santa Candida Brancaccio. Una piazza ellittica poi, no? Sì, una piazza ellittica bellissima, che dà un po' quello che potrebbe essere anche la piazza San Pietro in qualche modo, quindi molto bella. Tra l'altro lì c'è un parco che Stupendo. voi state anche riqualificando. Oltretutto sì, abbiamo un parco di quasi 5 ettari con piante centenarie, abbiamo un laghetto artificiale che stiamo riqualificando appunto con l'ossigenazione dell'acqua e quindi stiamo facendo tutte quelle opere per poter rendere ancora più vivibile il parco, che di giorno, pomeriggio è pieno di bambini, con le mamme, è un parco molto vissuto qui a San Gregorio. Castello Brancaccio diciamo che è il fiore all'occhiello, quindi noi stiamo puntando molto sul Castello Brancaccio. Fu acquistato nel 1992 con i fondi PIMB europei e allora il sindaco era De Cinto Luigi, che voglio ringraziare. È stato dato in gestione a una società tedesca, stanno terminando alcuni lavori ed verso settembre dovrebbero già aprire al pubblico. L'intento dell'amministrazione è quello di poter appunto sul castello incentrare un ritorno turistico per poi in qualche modo includere tutte le altre bellezze che noi abbiamo, tipo gli acquedotti romani. Sono imponenti, sono bellissimi e noi stiamo adoperandoci per far sì che restino un monumento dell'umanità, perché uno addirittura è in pericolo e il Ministero praticamente ha finanziato il ponte per 1.400.000 euro per metterlo in sicurezza, il quale ponte ha un'arcata di 35 metri di altezza, che è la più alta di tutti gli acquedotti romani, quindi su questo anche noi ci stiamo puntando molto. Come vorremmo puntare molto sulla parte naturalistica ambientale della montagna, i Monti Prenestini. Lì per adesso c'è una riserva protetta della regione, stiamo lavorando per fare un parco naturale e lì, per chi ama la natura, il trekking, praticamente si passa sul costone dei Monti Prenestini e si possono ammirare a sinistra, ad est l'Abruzzo e a ovest il Mar Tirreno, quindi è un passaggio stupendo. Qui c'è aria buona, c'è tranquillità, a 2 passi da Roma, perché da Raccordo siamo a 30 km, con mezz'ora siamo a Roma, quindi credo che sia uno dei posti in qualche modo che uno possa vivere bene e più tranquillo. E come si arriva? C'è la statua di un patrono importante. Beh, noi abbiamo San Gregorio Magno, insomma, il nostro patrono, che si festeggia il 12 di marzo tutti gli anni, è un grande papa, insomma, noi siamo orgogliosi di avere lui come patrono.
Sindaco, che cos'è San Gregorio da Sassola per lei? San Gregorio per me è qualcosa che io adoro e sono nato qui, faccio il sindaco e spero di farlo in maniera seria e in maniera costruttiva per tutta la popolazione. Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori, ma all'Italia intera, a visitare San Gregorio da Sassola? Sì, invito tutti i telespettatori a venire a San Gregorio, un paese stupendo, poco conosciuto, ma avrete ospitalità e accoglienza e una natura e un paesaggio bellissimo. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di San Gregorio da Sassola. Adesso andiamo ad incontrare il parroco. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. E adesso all'interno della chiesa parrocchiale dedicata al santo patrono San Gregorio Magno incontriamo il parroco di San Gregorio da Sassola, Don Michele Nonni, e lei è arrivato da poco qui. Sono appena un paio di mesi, sono capitato proprio il giorno, mi hanno invitato per la processione del Santo Patrono, che è quella statua pesantissima con una macchina enorme, portata da 12, 15, 16 persone. Poi in piazza c'è stata la messa e ho visto una partecipazione straordinaria di tutto il popolo, quindi è segno di una forte devozione al santo. Un santo patrono importante, Patrono che perché dà poi anche il nome al paese, per cui insomma, ci devono tenere parecchio. Insomma. quindi un arrivo importante. Lei è arrivato subito nel momento... Nel momento clou dell'anno. Domine Filii unigenite Iesu Christe, Spiritus et orvanorum. Qual è il lavoro che sta portando avanti? Ho cercato soprattutto di incontrare i vari gruppi, cominciando dalla confraternita, che non avevano mai fatto una riunione con il parroco, e ci siamo riuniti e ho detto però facciamo una cosa, prima facciamo una bella riunione, una catechesi e poi facciamo una cenetta. E così, contenti e indottrinati. A chi è dedicata la confraternita? A Santissimo Salvatore. E sono parecchi che ne fanno parte e quindi tutte le iniziative le prende un po' la confraternita. Senza di loro queste macchine non si muovono. La chiesa di Santa Maria Nuova è molto bella. Quella sì, agostiniani sono del 600 quelli. Quello di Sant'Agostino è uno dei primi ordini della chiesa. Ho visto che ci sono diversi battesimi, un bel asilo tenuto da 2 suore, più di 20 bambini, quindi è un paese che ha una crescita non indifferente. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Io mi auguro che questo paese possa risvegliarsi e riprendere il cammino come una volta, come chiesa in cammino e in ascolto. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di San Gregorio da Sassola.
a San Gregorio da Sassola anche l'itinerario del gusto merita interesse. Percorriamolo con Simone Proietti. Mi fa piacere incontrare un giovane, so che da poco avete aperto questa attività. Vediamo un po', lei sicuramente mi sembra è un agrario, no? Quindi Sì. da sempre è stato appassionato dei prodotti del territorio. Sì, sì. Sì, noi cerchiamo di valorizzare i prodotti di San Gregorio, i prodotti della nostra tradizione, principalmente ci occupiamo di questo, insomma. Ecco, abbiamo fatto della pasta fresca all'uovo, delle sagne, che sono una tipologia di pasta che si avvicina tra una fettuccina e una pappardella, insomma, e sono tipiche di qui, con il nostro sugo all'aglio pistato, che è un sugo che principalmente veniva fatto nei cambi di stagione, con i suoi poteri anti-influenzali, insomma, dell'aglio. Ma qui vedo anche l'acciuga. Sì, l'acciuga perché va dentro il sugo, cioè viene fatto questo pesto di aglio piano piano con il mortaio e poi l'acciughina si fa sciogliere nell'olio insieme poi all'aglio e poi si mette il sugo e si lascia cuocere come nonna voleva. Poi abbiamo altri nostri prodotti, ad esempio come l'oliva in salamoia, che sono prodotti sempre tipici della nostra zona. Ad esempio questa è un'itrana che viene messa insomma in salamoia con il metodo Gaeta. Basta affacciarsi qui dal belvedere Sì. e si vede che ci sono tutti gli oliveti, Sono solo quindi oliveti. è un po' il prodotto principe qui e abbiamo anche l'olio. E l'olio, sì, l'olio che non è mai mancato insomma a San Gregorio. È proprio per questo che la pizza sfogliata, che è un altro tipico prodotto del nostro paese, dove l'olio ce n'è in abbondanza insieme alle verdure di campo ripassato. Infatti questo è un tipico prodotto sempre del nostro territorio, pizza sfogliata perché viene fatta una sorta di sfoglia acqua e farina, fina fina fina, molto sottile e poi con olio abbondante sopra viene arrotolata e poi di nuovo arrotolata a forma di chiocciola e infornata. All'epoca veniva fatta sulla brace. E la pizza sfogliata poi viene accompagnata dalle verdure. Sì, dalle verdure di campo che vengono raccolte dai nostri ragazzi, che sono cicoria, boragine, insomma tutte le verdure selvatiche che troviamo nei campi delle nostre terre, insomma. Ma qual è la particolarità dell'olio di San Gregorio da Sassola? Che è buono. Non c'ha particolarità, poi ogni olio ha le sue caratteristiche, ha le sue qualità. Noi diciamo la nostra storia principalmente è fondata sull'olio, quindi ha un gusto particolare che potete trovare solamente in questo specifico territorio. Influisce senz'altro il terreno, Penso sì, anche l'altura. abbiamo varie tipologie di terreno dove c'è più calcare, dove c'è meno calcare, però comunque grosso modo il nostro olio è un olio caratteristico. Poi c'è da dire una cosa, qui ci sono tanti pascoli, abbiamo anche i formaggi. Sì, formaggi, ad esempio questo qui è un pecorino che ha stagionato all'incirca 16 mesi, è di un'azienda agricola sempre locale, ce l'hanno portato questa mattina e l'abbiamo grattugiato infatti proprio sopra alle sagne. Poi Simone vedo dei panetti e delle ciambelle. Sì, queste sono le ciambelle d'anice che vengono sbollentate nell'alloro e vengono poi chiuse insomma a ciambella. E poi questi sono invece i nostri panetti di pizza polenta, ovvero che sono fatti quindi con la farina di mais e poi c'è dell'uvetta, vengono impastati con l'acqua lievita e poi cotti in forno e possono essere accompagnati anche le ciambelle insieme alle verdure di campo che sono state poi ripassate in padella. E chiudiamo con i dolci. E il dolce, sì, il dolce che poi è un dolce ma è un dolce diciamo semplice, non è un dolce secco, molto elaborato, diciamo. sì. Si chiama ciambella de burro perché viene dal nome del manubrio dell'aratro, sarebbero le ciambelle di chi guidava gli aratri, insomma tutto qui. Queste poi possono essere farcite con delle marmellate, con delle confetture o altrimenti possono essere mangiate così. Tra l'altro a proposito di marmellate ho visto dei gelsi, quindi Sì, anche... sì, diciamo qui si usa comunque, è buona usanza anche che l'avanzo diciamo, della frutta non venga poi sprecato e quindi si conservino facendo delle confetture o delle marmellate in base al tipo di frutta che c'è. Facciamo un invito perché spesso si parla dello spopolamento dei piccoli borghi, no? Sì. E invece voi siete giovani, lei, sua sorella, so che c'è anche la sua ragazza, Sì. e avete intrapreso questa attività, quindi i giovani devono investire sui luoghi Sì, si dove devono sono dar da nati. fare. Perché è bello sempre comunque rimanere nelle proprie origini, no? Attaccati alla propria terra, attaccati alle proprie origini. Credo che sia un punto di partenza con un quid in più. Ma che cos'è San Gregorio da Sassola per lei? Questa è una domanda che È facciamo. casa, San Gregorio è casa.
penso un po' tutti hanno la propria casa, tutti hanno il proprio territorio, tutti hanno il proprio quartiere. Io quando sballo, diciamo, queste curve e inizio a vedere il verde col castello che esce, mi sento a casa. Vogliamo fare un invito a venire qui a visitare San Gregorio da Sassola? Certo, certo, veniteci a trovare, venite a San Gregorio, comunque oltre a noi ci sono anche tantissimi locali, tantissimi agriturismi, il posto merita, il castello è bellissimo, il borgo altrettanto e niente, vi aspettiamo. Grazie Simone, noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di San Gregorio da Sassola. E con Simone Panattoni dell'associazione Efula e Alleanza Prenestina andiamo ad approfondire le conoscenze di San Gregorio da Sassola. Innanzitutto presentiamo la vostra organizzazione. La nostra associazione è nata nel 2007 e sono quindi già quasi 20 anni, possiamo dire, che siamo sul territorio, già con le azioni portate avanti da Paolo Proietti, il fondatore, per salvaguardare sostanzialmente il territorio per quanto riguarda l'ambiente e la storia, la cultura. Negli ultimi anni, esattamente nel 2018, c'è stato un primo incontro per creare una rete che abbiamo chiamato Alleanza Prenestina, ALP, che raccoglie 18 associazioni del territorio dei Monti Prenestini. Il manifesto è stato, tra l'altro, sottoscritto dalle amministrazioni locali. Tra gli obiettivi che ci siamo posti c'è il recupero di alcune aree naturali e di alcuni monumenti. Il più grande successo, arrivato solo a 4 anni dalla nostra, se vogliamo, fondazione, è il restauro completo da parte del Ministero dei Beni Culturali del Ponte Sant'Antonio, uno degli acquedotti che contraddistingue il nostro territorio, un ponte acquedotto conosciuto ormai in tutto il mondo e che da ovunque vengono a visitare. E qui abbiamo la sintesi, perché siamo nel parco, abbiamo la natura, però abbiamo anche degli elementi architettonici importanti. Tutto sempre legato all'acqua. Questo è il Parco Brancaccio che il Comune ha acquistato negli anni 90. Il progetto però è del Cardinal Carlo Pio di Savoia, stiamo parlando di metà del 1600, quando, appena acquistato il feudo da Maffeo Barberini, decide di dare nuova vita a questo centro dopo la peste, la grande peste che ha sostanzialmente decimato la popolazione di San Gregorio, fece oltre 300 vittime. Quindi lui cosa fa? Cerca di togliere le persone da quei vicoli stretti e bui, malsani, dei vecchi centri medievali e costruisce un nuovo borgo fatto di case con entrate indipendenti, affacci su viali larghi fino a 8 metri. Questa spina era accompagnata da 2 giardini, uno di levante e uno di ponente in cui ci troviamo. Inoltre costruì quella che conosciamo come Piazza Padella, in realtà chiamata prima Piazza Teatro, costituita da 4 quartieri, al centro dei quali insiste una croce. Questa croce vede il suo asse principale in via Borgo Pio, che è esattamente la via che conduceva prospetticamente alle finestre del suo appartamento privato, così che lui al mattino la prima cosa che poteva vedere era la croce. Io parlerei anche del ninfeo e degli alberi monumentali che sono qui presenti nel parco. Sì, gli alberi, ci sono alcuni esemplari che sono testimonianza proprio del primo progetto di questo parco che all'epoca era privato, e 2 testimoni secolari sono 2 importantissimi e grandissimi platani orientali che abbiamo modo di credere che venissero dal vivaio di Villa Borghese, dove ultimamente sono stati riseminati e si è cercato di recuperare questo genoma, e possiamo dire che abbiamo 2 esemplari qui a San Gregorio. Il ninfeo ovviamente
che cos'è? È l'esaltazione dell'acqua, l'importanza dell'acqua. Come abbiamo visto nella costruzione del borgo, l'acqua era importantissima. Questo era un giardino sostanzialmente privato ed è stato contornato di tutta una serie di essenze scelte molto puntigliosamente, perché ogni essenza all'epoca aveva un significato simbolico molto importante, fino ad arrivare ai giorni d'oggi con il laghetto. I Brancaccio sostituiscono, o meglio ampliano, una fonte che esisteva già precedentemente costruendo un piccolo lago per rendere ovviamente ancora più accogliente il parco. E la tradizione degli alberi continua perché anche oggi voi impiantate delle piccole querce? Beh sì, è da qualche anno che abbiamo aderito ad una manifestazione che in realtà viene portata avanti da decenni in Italia, ossia un albero per ogni nato. Nell'ultima edizione abbiamo impiantato 20 querce e i bambini di quell'anno e dell'anno precedente sono andati con i genitori, abbiamo scavato delle piccole buche e impiantato queste piccole querce. Vogliamo parlare del castello che è bello fuori e dentro? Beh sì, il castello, per come lo conosciamo oggi, l'ultima rifinitura è stata fatta dai Brancaccio. Parliamo degli anni a cavallo fra il XIX e il XX secolo. Inizialmente il primo vero rifacimento strutturale è dovuto al Santa Croce, che comprò questo feudo a metà del 1500, cambiò l'assetto, spostando l'entrata da valle a monte. Il fatto è che lui tutti questi lavori li fece con il sangue dei San Gregoriani, vero e proprio. Per questo lui è ricordato non proprio come un principe buono. Tra l'altro ci fu una rivolta, perché i San Gregoriani, sfiniti dalle sue vessazioni, dovettero in qualche modo risolvere il problema. Dopo circa un secolo il feudo di San Gregorio passò in realtà a Carlo Pio di Savoia, che a differenza quasi all'opposto del comportamento che ha avuto Santa Croce nei confronti dei San Gregoriani, ha voluto bene ai suoi cittadini, tant'è che, come abbiamo detto, ha costruito un borgo per farli stare meglio. Vogliamo parlare degli affreschi del castello? Beh sì, gli affreschi del castello, i primi sono stati fatti con molta probabilità dai fratelli Zuccari su commissione del Santa Croce. Ci sono diversi ambienti. E in tanti restano meravigliati, una volta arrivati qui a San Gregorio da Sassola, dalla bellezza della chiesa dedicata alla Madonna della Cavata. Possiamo certamente dire che è il nostro gioiello. È una chiesa non sempre aperta, ma su cui la nostra attenzione si sta spingendo oltre ogni aspettativa. Entrando veniamo immediatamente colpiti dal fatto che il 100% delle pareti sono affrescate. Gli affreschi, insieme alla costruzione della chiesa, sono tutti del 1500 all'incirca. Il nome della chiesa è dovuto a questa immagine della Madonna posta dietro una grata, che probabilmente è l'unica testimonianza che ci porta a pensare alla leggenda dei due buoi che, grattando con le corna una parete, hanno riportato alla luce questo dipinto. È stato poi aggiunto il bambino benedicente che benedice San Gregorio. Per fare un piccolo excursus su questi bellissimi affreschi abbiamo sull'altare le tre natività di Gesù, della Madonna e di San Giovanni Battista. Sulla parete di levante abbiamo un ciclo di 17 affreschi che raccontano tutta la vita di Gesù. La meraviglia è il giudizio universale, di ottima fattura, e questo affresco vede in alto ovviamente il Cristo contornato dalla Madonna, da alcuni santi, martiri e dagli angeli dell'Apocalisse. Abbiamo motivo di pensare, essendo coevo, che l'autore avesse la possibilità di visionare i lavori del cantiere della Cappella Sistina. E
Qui abbiamo vari componenti dell'associazione, quanti siete? Proprio ieri abbiamo raggiunto il 51esimo iscritto, quindi siamo una realtà piuttosto importante. Godiamo anche di una certa considerazione a livello locale. So che voi vi prestate anche come guide. Assolutamente, noi siamo da poco diventati una organizzazione di volontariato, quindi chiunque viene a San Gregorio, anche altre associazioni, solitamente si appoggia a noi per andare alla scoperta del territorio, delle bellezze artistiche, architettoniche e naturali. Offriamo servizio di guida, ovviamente sempre e solo come volontari. Se vogliamo dire la pagina Facebook. Sì, abbiamo la pagina Facebook è AEFULA, che è il nome della nostra associazione. Lì potrete trovare tutte le informazioni relative alla storia, alla cultura e ai possibili eventi che organizziamo. Grazie a Simone Panattoni di Efula, noi continuiamo il nostro itinerario, raggiungiamo la piazza di Borgo Pio per i saluti finali. E chiudiamo questa nostra passeggiata a San Gregorio da Sassola con Mario Farinelli, che è il presidente del comitato del presepe vivente del luogo. Qui ci troviamo a Borgo Pio e questa piazza ha una forma particolare. Buongiorno, esatto, qui ci troviamo nel borgo di San Gregorio da Sassola. Questa la chiamiamo noi Piazza Padella perché ha una forma di una padella. Qui siamo proprio al centro della padella e giù in fondo diciamo che è il manico. So che nel periodo natalizio c'è questo presepe che è bellissimo. Attualmente sono il presidente del comitato del presepe vivente e il presepe noi lo facciamo tutti gli anni il giorno del 26 dicembre e il 6 gennaio. È un fiore all'occhiello perché? Perché giù nel centro storico addobbiamo tutto e si riporta negli anni zero, alla nascita proprio di Gesù. Gesù bambino, il bambinello in carne ed ossa. Siamo circa 120 figuranti. Facciamo un invito a venire qui nel dialetto locale. Signori miei, venite a San Gregorio da Sassola perché qua ci stiamo bene tutti quanti, ci sta posto per tutti, stiamo in mezzo allo verde, ancora c'è qualche somareio, pure paremo io porteva a capezza. Teniamo pure l'acqua della forma, chi beve l'acqua della forma a San Gregorio ritorna. Grazie a Mario Farinelli e quindi San Gregorio da Sassola vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a San Gregorio da Sassola e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!